Termina 0-0 al comunale di Pomezia tra i rossoblù di Roscioi e il Grifone di Greco. Reti bianche, un punto a testa, ottima la prestazione da parte dei padroni di casa che così strappano un punto contro una delle corazzate del girone. Prima occasione da gol da parte del Grifone con un batti e ribatti in area di rigore, colpo di testa che termina tra le braccia del portiere di casa. Poi è il Pomezia a farsi vedere in seguito ad un calcio di punizione battuto dalla lunga distanza, sfera che arriva fuori. Conclusione alta sopra la traversa, l'episodio arriva invece al 21esimo della prima frazione di gioco. Calcio d'angolo battuto in doppia battuta, palla che danza in area di rigore, direttore di gara che lascia proseguire su questo intervento. Ancora Pomezia che va in verticale sul finale della prima frazione di gioco, conclusione da parte dell'attaccante rossoblù che termina in calcio d'angolo, corner battuto con il sinistro, palla che arriva al di fuori dell'area di rigore, altra conclusione questa volta con il sinistro dalla distanza che termina in out. Le immagini passano così nel secondo tempo dove il Grifone che prova a farsi vedere con questa iniziativa di sinistro che termina sul fondo, poi ancora la formazione di Greco che va in profondità con la conclusione questa volta da parte del calciatore in maglia bianca che termina alta sopra la traversa. Ultime due chance del match, la prima per il Pomezia, la seconda sempre per il rossoblù in seguito ad un calcio di punizione. Poi dopo i minuti di recupero il direttore di gara che dice che può bastare qui.